oggi sarà qui presente a Fiera Agricola per darvi qualche informazione sui servizi e su prodotti agrometeorologici, soprattutto in funzione dei cambiamenti climatici. Allora, partendo dal centro meteorologico di ARPAV, penso che molti di voi l'abbiano visitato, si trova a Teolo, nei Colli Euganei, ed è il centro dell'agenzia che si occupa di meteorologia, agrometeorologia e climatologia. È attivo dagli anni 90 e si occupa in primis di previsioni meteorologiche. Ogni giorno viene emesso il bollettino Meteo Veneto, che viene costruito proprio su tutti i dati che sono disponibili presso il centro. La ARPAV dispone di una serie di strumenti per fare quotidianamente il bollettino, tra i quali 2 radar che monitorano ogni giorno tutti i dati e gli eventi di precipitazione, soprattutto per le previsioni a brevissimo termine. E uno posto vicino al centro meteorologico e uno più a nord-est, al confine con la regione Friuli. Abbiamo i dati satellitari del satellite Meteosat, un satellite geostazionario che ci fa pervenire ogni giorno le immagini e una serie di modelli meteorologici per le previsioni del tempo. Oltre alla strumentazione dedicata alle previsioni meteorologiche, abbiamo una serie di stazioni che sono attive dagli anni 90, sono oltre 200 stazioni di tipo meteorologico, agrometeorologico e idrometrico per la misurazione del livello dei fiumi. Qui potete vedere qualche immagine, qualche foto, sono dislocate in tutta la regione e quotidianamente misurano tutti i vari dati a partire dalla precipitazione, le temperature, l'umidità dell'aria, la pressione. Le stazioni funzionano tutte allo stesso modo e sono collegate con la centrale di acquisizione che è presso il servizio, appunto presso il centro meteo, via radio. Ecco, a questo punto possiamo dire che le stazioni si trovano all'interno di una rete standard, dove per standard intendo che funzionano tutte nello stesso modo, quindi sono progettate per rappresentare la situazione meteorologica e climatica di un determinato luogo e ci consentono ogni giorno di validare tutti i dati del giorno precedente in modo da costituire un grande database che poi ci serve per tutte le elaborazioni che possono riguardare i giorni attuali, i giorni precedenti e anche gli anni precedenti, ed è in questo senso che questo archivio costituisce uno dei più importanti a livello regionale, perché ci permette di fare considerazioni anche di tipo climatologico. Andando poi a focalizzarci un po' sulla differenza tra meteorologia e climatologia, vediamo che la meteorologia studia lo stato dell'atmosfera, quindi lo stato dell'atmosfera in un certo momento, mentre la climatologia studia le condizioni del tempo meteorologico in un lungo periodo di tempo. Il fatto di avere così tanti dati della rete di stazioni, e ormai siamo arrivati dagli anni 90 ad oggi a un periodo abbastanza vasto, ci può consentire di fare delle elaborazioni climatologiche. L'Organizzazione Mondiale per la Meteorologia suggerisce di avere almeno 30 anni di dati per fare dei raffronti sul clima e in questo caso si può dire che noi abbiamo questo database. Infatti, per tutte anche le richieste dati per le assicurazioni, ARPAV consente proprio di dare questo tipo di informazioni. Fatta questa premessa, adesso entriamo un po' nel cuore della presentazione, inserendoci proprio a dire qualcosa sul clima e sui cambiamenti che si possono notare. Quindi lascio la parola al dottor Barbi che
andrà ad illustrarvi dapprima i cambiamenti climatici a livello globale, per poi concentrarci invece su quello che accade nella nostra regione. Ecco, grazie, buongiorno a tutti e benvenuti alla Fiera Agricola. Dunque, parlando di meteorologia e climatologia, come ha detto la mia collega, sono due materie che possiamo considerare molto simili, ma in realtà differiscono per un fattore molto importante, che è il fattore tempo. La meteorologia riguarda appunto l'immediato, quindi il breve termine, le previsioni si spingono fino a qualche giorno in avanti e quindi serve per attività di prevenzione dell'immediato. La climatologia invece studia appunto i fenomeni meteorologici in lunghi periodi di tempo che vanno dalle scale decennali fino alle scale secolari o se non migliaia di anni, e serve anche in questo caso attività di prevenzione però per investimenti di medio-lungo periodo. In questi ultimi anni ci siamo accorti che se fino a qualche tempo fa consideravamo la meteorologia un fattore variabile nel tempo e la climatologia un fattore invece statico, stazionario, perché comunque era una media che consideravamo appunto stazionaria nel medio-lungo termine, cioè nell'arco dei 20-30 anni, adesso stiamo registrando una fase di cambiamento climatico significativo per cui anche il clima è variabile, per cui bisogna considerare questo importante fattore anche nella pianificazione di medio periodo. Andando a guardare cosa sta effettivamente cambiando, anche l'ultimo rapporto dell'IPCC, il pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici dell'ONU, ci conferma quanto aveva già analizzato negli anni precedenti, negli ultimi rapporti. Il cambiamento climatico si sta verificando su tutte le regioni del pianeta, si sta evolvendo, si sta rapidamente intensificando e coinvolge tutte le componenti del sistema climatico. La causa principale è il riscaldamento a livello globale che si sta registrando nell'ultimo secolo a causa principalmente delle alterazioni chimiche dell'atmosfera dovute all'emissione di gas serra da parte dell'uomo. Quindi anche un altro paradigma si è modificato. Oltre al clima che non è più stazionario, che è diventato variabile, anche la considerazione che il clima sia una cosa esterna e non influenzabile dall'uomo, anche questo paradigma è caduto negli ultimi anni, per cui in effetti l'uomo agisce modificando il clima e può agire anche in futuro limitando questo cambiamento del clima, soprattutto limitando appunto l'emissione di gas serra in atmosfera e quindi cercare di limitare questo riscaldamento dovuto essenzialmente appunto all'emissione di gas serra in atmosfera. I cambiamenti più importanti riguardano naturalmente le temperature, ma anche l'aumento del livello dei mari, che ha raggiunto ormai e superato i 20 cm nell'ultimo secolo, e questi cambiamenti saranno purtroppo irreversibili alle scale temporali di lunghissimo periodo, cioè l'aumento del livello del mare ormai ha iniziato la sua corsa e continuerà per i prossimi secoli, se non migliaia di anni. Le cose che possono essere modificate sono appunto l'emissione di gas serra e quindi la riduzione del riscaldamento e quindi la possibilità di attenuare questo riscaldamento nei prossimi 20-30 anni con una drastica riduzione dell'emissione di gas serra in atmosfera. Per quanto riguarda il Veneto, i cambiamenti osservati negli ultimi 50 anni riguardano come ovvio l'aumento delle temperature, sia per le massime che per le minime, l'aumento delle temperature estreme e l'aumento delle ondate di caldo. Questi sono dati ormai incontrovertibili, con significativi trend in aumento su tutta la regione. Per quanto riguarda le precipitazioni,
non si registrano sostanziali trend per quanto riguarda le precipitazioni annue, per cui il quantitativo, come possiamo vedere dal grafico successivo, questo sì, ecco, la precipitazione, non ci sono trend significativi per quanto riguarda gli ultimi 30 anni, se non un aumento della variabilità interannuale, quindi forti oscillazioni tra un'annata e l'altra, e questo coefficiente di variabilità si è modificato in aumento soprattutto negli ultimi, nella seconda parte del periodo, quindi negli ultimi 15 anni circa. Per quanto riguarda invece la temperatura, ecco, questo è il trend significativo in aumento, con un aumento medio stimato in circa 0,5 gradi per decennio, e questo aumento è sì, molto significativo e coerente con quanto si sta registrando a livello mediterraneo, in particolare nel nord Italia. Ecco, per quanto riguarda appunto l'aumento delle temperature, questo ovviamente fa aumentare il numero delle ondate di calore e una diminuzione del numero di giornate di gelo in pianura, sia per le gelate precoci che per le gelate tardive. Purtroppo però, come sappiamo, anche se c'è un trend in diminuzione generale per quanto riguarda le gelate, abbiamo registrato ad esempio l'anno scorso delle gelate tardive molto importanti nei primi giorni di aprile, e per cui è un rischio che comunque permane, anche se sarà sempre meno frequente nel tempo. Alcuni effetti dei cambiamenti climatici in Veneto si possono riscontrare per quanto riguarda in particolare l'agricoltura nelle variazioni del ciclo vegetativo. Analisi che abbiamo condotto insieme all'Istituto di Conegliano ci hanno permesso effettivamente di analizzare le variazioni del ciclo vegetativo della vite, per cui c'è stato negli ultimi 20 anni un anticipo della fioritura medio di 8-10 giorni e un anticipo complessivo della fenologia della vite dai 12 ai 14 giorni, quindi fino a un massimo di 4 settimane, e questo, come sappiamo, ha avuto ripercussioni sull'anticipo delle vendemmie, eccetera. Altri effetti dei cambiamenti climatici in agricoltura riguarderanno, e che poi potranno intensificarsi nel corso dei prossimi decenni, sarà la variabilità annuale delle rese agricole, la diffusione di nuove specie di insetti e erbe infestanti, l'aumento del fabbisogno idrico delle culture, in quanto abbiamo registrato sì una stazionarietà sostanziale delle precipitazioni annue per quanto riguarda tutta la regione, però c'è un aumento c'è una diminuzione del numero di giorni piovosi e quindi un aumento delle precipitazioni intense, e c'è anche un aumento che riguarda soprattutto l'area del Mediterraneo della frequenza di periodi siccitosi, e correlato all'aumento anche della temperatura e quindi dell'evapotraspirazione può portare a stress idrici e quindi ad un aumento del fabbisogno idrico delle culture. Poi effetti per quanto riguarda la salute, scusa se possiamo andare indietro. Ecco, questo anche effetti sulla salute animale e gli allevamenti zootecnici, soprattutto per quanto riguarda l'aumento delle temperature, l'aumento delle ondate di calore. E un altro fattore che riguarda la nostra regione è l'estensione del cuneo salino, soprattutto per l'area del Rodigino, e quindi un peggioramento delle risorse idriche disponibili soprattutto nelle aree costiere, questo dovuto soprattutto all'innalzamento del livello del mare. Cosa succederà in futuro? Questo dipenderà sostanzialmente anche un po' da noi, da come si svilupperà diciamo l'economia, e da come riusciremo a ridurre appunto l'emissione di gas serra in atmosfera. Questo è un grafico che ci permette di capire
due scenari diversi. Quello in basso, una stazionarietà delle temperature che potrà essere raggiunta nei prossimi 20-30 anni se ci sarà una forte riduzione dei gas serra, e all'opposto un aumento significativo delle temperature che potrà arrivare fino a 3-5 gradi circa a fine secolo, se continueremo con gli attuali ritmi, diciamo, di emissione di gas serra in atmosfera. Per quanto riguarda l'Italia, in particolare l'area, diciamo, del nord-est, secondo uno scenario intermedio, diciamo, di riduzione di gas serra, le proiezioni ci dicono che comunque ci sarà un aumento delle temperature a fine secolo che varieranno dai 3 ai 4 gradi, come possiamo vedere dalla cartina, circa per ogni stagione. E per quanto riguarda invece la precipitazione, diciamo che non sono previsti, diciamo, sostanziali variazioni nel regime pluviometrico per quanto riguarda l'inverno, la primavera e l'autunno, mentre gli scenari climatici ci danno una diminuzione significativa delle precipitazioni durante il periodo estivo. E questo, diciamo, che è in linea con quanto potrà accadere soprattutto nell'area del Mediterraneo. Ecco, come ridurre i rischi legati ai cambiamenti climatici? Abbiamo due parole ormai che sono entrate nel quotidiano, che sono da un lato la mitigazione, quindi il contenimento dei cambiamenti climatici agendo sulle cause, quindi la riduzione dei gas serra. Queste sono opere di mitigazione. Da un lato abbiamo azioni di adattamento, sono adattamenti che riguardano, appunto, che hanno come scopo l'incremento della resilienza, quindi la diminuzione della vulnerabilità riguardo ai cambiamenti climatici, e queste azioni di adattamento riguardano, appunto, sia la pianificazione degli investimenti, e anche soprattutto interventi strutturali e non strutturali, quali i servizi, ad esempio, agrometeorologici che ARPAV fornisce, che adesso la mia collega vi potrà mostrare nel dettaglio. Allora, dicevo prima che uno dei settori del servizio meteorologico è dedicato all'agricoltura e riguarda proprio l'agrometeorologia, quindi quella scienza che studia proprio l'applicazione della meteorologia al settore agricoltura. E ARPAV diffonde una serie di prodotti e servizi che vogliono essere di supporto, soprattutto meteorologico e anche climatologico, per gli agricoltori. Partendo dal sito internet dell'ARPAV, sapete che probabilmente qualcuno di voi l'avrà visto, soprattutto magari per le previsioni del tempo, per il bollettino meteo. Comunque è diviso in tematiche, in temi, e all'interno dei vari temi che vedete nella linea verde, quindi acqua, agenti fisici, agrometeo, alimenti, eccetera, all'interno di queste matrici c'è anche inserita l'agrometeorologia. La pagina è quella che vedete, e all'interno di questa pagina è possibile vedere una serie di prodotti che possono essere facilmente visualizzati, tra i quali i bollettini, che forse conoscerete già. Sono dei prodotti che escono con varia cadenza, settimanale, anche bisettimanale o mensile in alcuni casi, rafforzati soprattutto durante il periodo primaverile estivo. Infatti adesso con il mese di marzo intensifichiamo le uscite, fine a 2-3 uscite ogni settimana, e vedete che i prodotti sono di tipo diverso. Vanno dal bollettino un po' più generale che viene fatto col servizio osservatorio malattie delle piante, nel quale diamo per settimana e per settore culturale tutte le indicazioni sulle varie malattie in atto e i prodotti da utilizzare, con ad esempio Agromet Informa, che è un bollettino invece più specialistico, più mirato alla singola azienda, oppure con il bollettino nitrati per lo spargimento degli effluenti zootecnici durante il periodo invernale. E questo bollettino è stato particolarmente gradito dalla Regione Veneto, perché va a sostituire i decreti che venivano diffusi
per la sospensione del divieto, quindi se durante il periodo invernale non piove, c'è la possibilità eventualmente di entrare in campo a seconda delle condizioni meteorologiche, e quest'anno è stato implementato con anche il monitoraggio delle polveri sottili, quindi viene data una specie di segnaletica molto semplice anche attraverso un'app in cui è possibile vedere quando entrare in campo. Fino a Bollettino Colture Erbacee di Veneto Agricoltura, al quale collaboriamo con il monitoraggio di alcuni patogeni, e Agrometeo Mese, che invece è un bollettino mensile che fa il riassunto climatologico del mese precedente. Ecco, questi sono i notiziari che vengono emessi a supporto appunto dell'agricoltura. Le tematiche seguono un po' il calendario delle colture, quindi si parte nel periodo di gennaio-febbraio con le lavorazioni, poi semine, poi ancora i trattamenti. Per i trattamenti ARPA, ovviamente, essendo un'agenzia per l'ambiente, è molto rispettosa di quelle che sono proprio le condizioni meteorologiche, proprio per andare a trattare nel momento più opportuno. Irrigazione, raccolta dei frutti, non solo come maturazione, e quindi anche come entrata in campo per lo stacco dei frutti, ma anche proprio per le proprietà organolettiche che vengono raggiunte nel periodo di fine estate, ad esempio nelle colture frutticole. E fienagione, questo è un argomento che riguarda soprattutto le zone montane. Ad esempio per il bollettino Agromet Informa abbiamo tutta anche la zona di Asiago, e in questo caso la notizia riguarda soprattutto il campo della fienagione. Ecco, questi gli argomenti principali. Unitamente a questi ci sono i servizi agrometeorologici. Negli anni, oltre ai bollettini e ai servizi, abbiamo diffuso e ci pervengono sempre più richieste che riguardano proprio la stima di indici agrometeorologici per vedere come è cambiato il clima. Quindi abbiamo una serie di prodotti, come ad esempio l'analisi del bilancio idroclimatico, quindi la differenza tra le precipitazioni e quanta acqua evapotranspira, proprio per vedere se in estate, neanche nel periodo però comunque primaverile o invernale addirittura, perché si comincia a monitorare proprio la pioggia fin dal periodo invernale. Saprete che anche quest'anno siamo già in una fase, è piovuto molto poco quest'inverno, si contano, forse ci ricordiamo, forse scrivendoci, quanti giorni piovosi abbiamo avuto a partire da ottobre, pochissimi, a parte qualche nevicata in montagna. Anche quest'anno siamo già in deficit, adesso vedremo se in primavera recuperiamo un po', e ecco, in questo senso noi diamo una mano a tutti i vari enti strumentali della regione per testimoniare con i dati, con analisi e indici di supporto come sta andando l'annata in questo periodo, e facciamo anche dei confronti ovviamente con la media. Per quanto riguarda i servizi, noi ci dedichiamo soprattutto alle gelate. Partiamo dal 10 marzo con il monitoraggio delle gelate tardive, e anche la prossima settimana sarà una settimana abbastanza fredda, in cui per fortuna, tra virgolette, le colture non si trinceranno troppo avanti, proprio per non incorrere in problemi con l'arrivo di ondate di gelo come lo scorso anno, e poi magari aprirò una parentesi su questo. L'acqua, abbiamo un servizio apposito che è condiviso anche con altre regioni a noi limitrofe, i liquami, il servizio sui diserbi, gli eventi avversi, soprattutto quando siamo in estate per i temporali, quindi grandi temporali, viene fatto un servizio di allerta temporali con un SMS che arriva ai vari utenti, e il servizio di malattie. Viene fatto un monitoraggio delle principali malattie che ci sono nella nostra regione, a partire dal settore viticolo, orticolo, frutticolo. Abbiamo dei modelli matematici che studiano le varie malattie, e rendiamo disponibili i report all'interno dei bollettini. Ecco, vi dicevo, in questo periodo la priorità per quanto riguarda l'agrometeorologia sarà tutta occupata da Angela. Il 10 marzo inizia il monitoraggio delle gelate tardive, e
ed è importante fin da subito comunque collegarsi con questo sistema. Un sistema gratuito, è possibile abbonarsi facilmente e trovate tutto sulla pagina dell'agrometeorologia. Cosa compie Angela? Compie un vero e proprio monitoraggio delle temperature notturne, quindi se in quel giorno è prevista una diminuzione delle temperature per il giorno successivo, cominciamo ad attivare il servizio. È basato su una formula che tiene in considerazione tutte le varie stazioni di pianura che è disponibile della rete ARPAV e fa una previsione per le temperature minime della mattina seguente. Le gelate solitamente, diciamo che le temperature che mettono a rischio le colture quindi le temperature più basse vengono misurate di solito nelle prime ore del giorno, quindi all'alba, e questo sistema ci permette di avere una previsione che, oltre che una previsione, va tarata ogni ora con i dati della rete, e questo è particolarmente importante. Vi dicevo, ritorno un attimo sulle gelate, perché l'anno 2021 è stato molto problematico in Veneto a seguito di una gelata che abbiamo avuto l'8 aprile. Quella che vedete riportata è una cartina delle temperature minime di quel giorno, e in molte aree della pianura siamo arrivati a temperature che sono state registrate raramente nell'arco del trentennio, quindi si è arrivati a meno 5, meno 6. Lo scorso anno abbiamo avuto un problema, oltre che di temperature basse in dei giorni specifici, che sono stati il 7-8 aprile in particolare, abbiamo avuto proprio una fase invece più calda nei giorni precedenti, verso la fine di marzo. Quindi cosa è successo? Verso la fine di marzo le temperature erano a un livello vegetativo molto spinto, perché con l'ultima decade di questo mese si sono portate molto avanti, ed è stato proprio questo contrasto poi con la fase di freddo in arrivo a determinare ancora più danni. Quest'anno abbiamo avuto parecchie richieste, soprattutto di analisi delle gelate che si sono riscontrate nel 2021, e abbiamo avuto ovviamente dei danni che sono andati per alcune colture anche al 70-80%. Qui ci sono appunto delle persone che sono specialisti proprio in questo senso, e per alcune colture abbiamo avuto una perdita, abbiamo avuto un raccolto compromesso, ecco. Quindi in questo periodo ci dedicheremo a questo. Un altro servizio che sta partendo adesso, soprattutto con i primi voli di Nottue e poi con la ticchiolatura che arriverà con le prime piogge infettanti, però adesso le colture non sono ancora recettive, ecco. Vedete, ci dedichiamo sia a funghi, malattie di origine fungina, che ad insetti. Entrambe le malattie sono legate alla meteorologia, perché i funghi sono più sensibili alla temperatura e alla precipitazione, mentre gli insetti soprattutto alla temperatura. Ecco, io vi invito ad andare all'interno del sito per vedere un po' appunto l'aggiornamento dei servizi durante la stagione 2022. Se volete fare degli abbonamenti sono gratuiti. Io vi lascio anche gli indirizzi sia del sito ARPAV con i temi ambientali e la pagina dell'agrometeorologia, un'email a cui potete scrivere se avete bisogno di alcuni dati, o comunque insomma se volete mettervi in contatto con noi, e un numero di telefono. Ecco, con questo saluto, invio un saluto anche da parte del nostro direttore Alberto Bonini, e vi auguro una buona giornata. Se avete delle domande siamo qui a disposizione. Grazie.